pronti, ok. Eccoci qua con la signora Busiol Maria, classe 1920. Vabbè, la ne conti un po' della sua vita, signora Maria? Lei è sempre stata qua a Colognella, vero? La può parlare in dialetto? No, sono stata 18 anni in Svizzera. Ma era nativa di Colognella. E mi diceva che la lavorea dove era da sua nonna? Dopo me? Sì, qua la lavorea dove? Ho lavorato da mia nonna che era cosita piccolina, non erano le macchine che ti metteva dentro i bicchieri lavati, tutta a mano. Tutta a mano, e aveva che un bar. E veniva dentro certi uomini che mi conoscevano, mi diceva piccolina, non ti vedi che non ti devi neanche a lavare i bicchieri, perché era piccolina e il bar con le ragazze e mi lascia. E l'aveva il bar dove sua nonna? Sì. Dove? Al bar dove lo vela? No, dove che lei adesso è il nuovo vicino Renato. Vicino al panificio. Ah, ho capito, sì, dove quel che l'era del Furlan. Ah, la ribaltata, aspetta che mi fai dare un altro, che mi fai portare un altro, lascia. Bevi qualcosa? No, grazie, offrimi. Lasci stare. No, ho già pagato. E lei è nativa qua a Colognella, vero? Nativa di Colognella. Nativa di Colognella? Sì. Sì, bello come Colognella. Chi che sa, perché ormai una volta le becca scontervi, vabbè, non sono di più, tanto neanche uno è arrivato fin qua. Che signora ti ha persa qua? Tutti questi anni qua, perché l'Anden tutti sa. Com'era a Colognè quando lei era piccinina? Com'era le strade, i borghi, com'era? Non era neanche da mettere cucca che l'era. Niente. No, era niente. Strade bianche. Adesso niente. Non è che ci si neanche più perché gli anni passati veramente non è più serena, benché lei è buona, ma non è più serena, è inutile. Ben dai. L'ha vista tante robe cambiare allora qua in paese. Sì, Comunque lei è sempre stata qua. In Svizzera lei è stata quanti anni? 18. 18 anni. E dopo le tornare? Come sorella qui capita con lei anche, viene sempre a trovarmi. Per fare 18 anni in una fabbrica di vestagli da camera. Sì. Quando che sei partiti, il padrone della fabbrica ne ha fatto una festa che ne ha fatto impiangere quel. Dai! Tutti che ne battevano le mani, guarda qua che ne bella straniera italiana, guarda che ne belle straniere italiane. E state qua a farle da servono gli altri. Mi sono trovata bene, guarda, credo che gente fine e nobili come gli svizzeri che sia poca. Sì, è poca, Sì. Non è nessuna nazione, perché anche adesso, benché non ha bisogno di altre nazioni, però lei era stata semplice e non ha fatto il suo e non ha fatto politica. Che parentela aveva con la Beppa, con la Cea? Sì. Con lei parenti? Cugine? No, de loro sì, la Bibi, sì. La Bibi, la sposa Alberto che è di Busiola. Ah, e che sarebbe? L'estate loro che le ha fatta anche un po', sì. Sì, ma che parente aveva allora Roberto quello? Sì, e della bottega qua. Sorella? L'estate in Svizzera anche lui, però prima. Quindi Berto era il suo fratello? Ah, ecco. Sì. E qui è la parentela, ho capito. Così, Sono contenta, perché le ho provate tutte nella vita. Sì, Comunque complimenti. Era la più dovena le cogne che andava appunto a fare i lavori là e dopo accompagnai le mie due sorelle che erano 10 anni, un tese di manco, una 10 e un tese. Le veniva
Ah sì, che ha cambiato dall'asilo, ma lei era un tocco e lei era quell'asilo allora? Lei era già qua, era Ela? Dai! Ero vecchio. Ma è andata all'asilo là, Ela? No. No, ormai. Io, lì è tanti che ne ho. Beh, 90 qua. No, Leo bello. Sì, sì. Non per la mia, ma anche con loro dalla stata. Ben ciò. Che E così po' come che le arrivava. Maria Vettorel prima pure anche lei è cascata. Ah sì, sei d'accordo, io ho visto anche. Bisogna che vai anche lei a fare. Allora tutte queste signore che le qua, dopo che fanno le fotografie le metti sul libro. Ecco, vedrai dopo quando che viene.